Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati con un nuovo video. Aspetta, mercato. Batman napoletano. Una piccola parentesi, questo video lo sto facendo dopo 5 minuti che ho registrato il video del Manchester City. Quindi questo video dovrà uscire o alle 7:30 o alle 8, non lo so, penso di farlo uscire più che altro verso le 8, però vabbè. Allora, in questo video ritorno alla serie di chi è più forte tra Harry Kane e Kylian Mbappé. Allora, le statistiche andranno dalla stagione 2021 alla stagione 23-24, circa quindi 4 anni, 3-4 anni, e dove andrò a dire le varie presenze che hanno fatto per ogni anno, i gol e gli assist. La stessa cosa per Kylian Mbappé al club. I club saranno per Kane, Tottenham e Bayern Monaco. E visto che nella stagione 23-24 Kylian Mbappé non era ancora a Real Madrid, sarà solo PSG dalla 2021. Allora io direi di incominciare subito. Allora, partiamo da Harry Kane. Harry Kane ha fatto nella 2021, ha totalizzato 33 gol e 17 assist in 49 presenze. Poi, l'anno successivo, nella stagione 21-22, sempre al Tottenham, ha totalizzato 27 gol e 10 assist in 50 presenze col Tottenham. Poi, nell'ultima stagione che ha fatto al Tottenham, nella stagione 22-23, ha totalizzato circa 49 presenze e 32 gol e 5 assist. Poi nella prima stagione col Bayern Monaco, nella stagione 23-24, ha totalizzato 45 presenze e 44 gol e 12 assist. Quindi diciamo quasi quella partita ha fatto più o meno, perché ha totalizzato 44 gol in 45 presenze, quindi dovrebbe essere tipo 0,8 o 0,9 gol a partita più o meno. E quindi negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni, ha totalizzato 193 presenze tra Tottenham e Bayern Monaco, 136 gol e 44 assist. Media con la partita, media con la partita sarebbe di 0,70. Una piccola curiosità che vi do, che nella stagione 23-24 è stata una tra le più fenomenali col Bayern Monaco, dove è riuscita a trascinare il club tedesco in Bundesliga, quasi alla vittoria della Bundesliga, poi l'ha vinta quest'anno, cioè l'anno scorso, nella stagione 24-25, e quasi alla vittoria della Champions, però vabbè. Ora abbiamo Kylian Mbappé, il periodo che viene concentrata questa cosa è sempre dalla 2021 alla 23-24. Quindi solo tutto il periodo è solo concentrato in un club. Allora, nella 2021 Kylian Mbappé ha totalizzato 47 presenze e 42 gol e 11 assist. Poi nella stagione 21-22 ha totalizzato, sempre al PSG, 46 presenze, 39 gol e 26 assist. Poi ha totalizzato nella stagione 22-23, tra l'altro che il Napoli ha vinto lo scudetto, nella 22-23, 43 presenze e 41 gol e 10 assist. Poi nella stagione 23-24 ha totalizzato al PSG 48 gol e 44, cioè 44 gol e 48 presenze
e 9 assist, quindi ha totalizzato meno gol, anzi no, più gol con Kylian Mbappé rispetto a Harry Kane, perché ha totalizzato 166 gol in 184 presenze e 56 assist, è una media gol a partita di 0,90. Un'altra piccola nota è che il rendimento di Kylian Mbappé l'abbiamo sempre saputo che tutti quanti che è sempre stato costantissimo, molto costante. È stato per quasi tutto dalla 2021 alla 23-24 il capocannoniere della Liga 1, sempre, quasi sempre stato capocannoniere. E, poi anche l'anno scorso al Real ha fatto tipo 35-36 gol in una stagione intera, una roba è pazzesca. Ora io vi saluto. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao!